Ok, ci siamo. Un po' brusca come partenza, un po' brusca come partenza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, io non ti vedo. Ti sento scoppiettare. Non mi vedi? No, io non ti vedo, però non so se è un mio problema o meno, se devo essere sincero. No, io ti vedo e ti sento. Signori, ci vedete, ci Ok, sentite? io non ti vedo. Sì, Vedo tutto tu un non mi vedi. nerone, quindi è un mio Tu vedi problema. tutto. Può darsi che ci sia qualche problema di connessione? Non so. Allora, potresti Pur- spostarti. purtroppo, dimmi. Vai? No, purtroppo? Purtroppo non ho il cavo qui, quindi è complesso Ah, sistemare questa cosa è qui. vero, me l'avevi detto, me l'avevi detto. No, però tutto sommato va bene, tutto sommato va bene. Ok, Buongiorno, allora, vediamo un po' chi c'è oggi in chat, siete tantissimi. Buongiorno Darzit, buongiorno Nicola, Alessandro, Ferdi, Alfio, Spartan, Joy of Cooking Mirage, James, siete veramente tantissimi. Terminal, Stemio, Leech. Come andiamo? Come andiamo? io Oggi molto bene. mi raccontavi di una serata però turbolenta, di una No, mi notte ho faticato. turbolenta. Faticato a dormire a dei livelli inverosimili, proprio la parola è giusta, veramente. È stato molto complesso questa notte digerire la pizza, molto complesso. Esatto, è stato un problema digerire la pizza. Bene, bene. No, Sì, io devo dire che confermo. l'ho digerita, come si dice? L'ho digerita bene, era anche molto buona. Era anche molto. Tu quale hai Sì, preso ieri sera? buona Scusa. sì. Io alla fine ieri ho preso la bufala cocciuta, che era Ah, ok. quella con la bufala con la salsa di datterini rossi, gialli e Ok. rossi, romanisti, non lo so. Non lo so, vabbè, fatto sta che c'è stata una difficoltà digestiva stanotte. Quindi Confermo, stasera, molto. stasera minestrine e oggi ti portiamo a mangiare il pollo alla piastra, io, Vincenzo. Oggi vorrei... Il volo alla piastra è veramente triste. No, oggi credo che, visto che da tanto che non ci vado dal buon Mm? Callegari, Mm? credo che oggi mi farò un piccolo trapizzino qua di fianco, a meno che te, Vincenzo, non mi inebriate con qualcosa No, di di solito è molto la nostra, caratteristico. di nostra è la solita, è la nostra scelta. Potresti assistere anche al dramma della forchetta. Perché io di Cos'è solito il quando dramma? vado, perché io di solito quando vado da Trapizzino portano questi, non so se l'avete mai mangiato ragazzi, Trapizzino è praticamente questo triangolo come se fosse un tramezzino però fatto con la pasta della pizza e ripieno di svariate cose buonissime. Attenzione, Giordana, attenzione. Le Attenzione, cose vanno sentiamo. descritte come sono. Il Allora, vai, trapizzino vai. è l'angolo della teglia di pizza, cioè la pizza fatta in teglia al forno elettrico, no? Chi di Ok. voi la mangia a Roma e dintorni, ha l'angolo chiaramente, che è una di quelle cose che non vuole mai nessuno, perché l'angolo della teglia è quello un po' più triste, perché c'è la doppia cornice, Mm, praticamente, no? Quando tu mangi la pizza, insomma, nella teglia hai la doppia cornice, quello certo. che si becca l'angolo. E tendenzialmente è quella un po' più sfigata, perché ci finisce meno condimento, comunque è più croccante e dura. Allora, il buon Stefano Callegari, uno Mm. insomma dei grandi inventori della pizza romana napoletana, un certo tipo di napoletana romana, diciamo, no? La pizza romana classica, un giorno disse, ma sai cosa, io adesso mi pento questa roba, prendo gli angoli della pizza e li farcisco, li riempio, visto che tanto non li vuole Ok, nessuno. E da lì nasce il trapizzino, che è come se fossero tutti angoli della della pizza pizza. riempiti di specialità romane, perché penso pure qua a Milano, no? Quindi ci sarà la lingua, le polpette di Sì, sì, bollito, sì, sì. immagino. Robe E tipicamente romane. intanto apriamo la parentesi, ci sono stati degli abbonamenti di NSR TV e anche un follow di S-Gaming Z. E di Ferdi che si abbona, cioè oggi basta, sei partito col racconto del trapizzino e abbiamo Sono avuto follow e impazziti. abbonamenti a destra e manca. No, però tutte le volte che noi andiamo, io solitamente non voglio sporcarmi e mangiare il ripieno così rischi di tirarmelo tutto addosso. Quindi chiedo, Certo. mi potreste portare una Ah. forchetta? Allora, e così mangio la parte sopra con la forchetta e poi quando è arrivato a un punto gestibile mangio anche il resto. Mi E lì piace. e lì però dipende, perché ci sono i camerieri che ti dicono sì, non c'è problema, che è quello che dovresti rispondere. E poi ci sono quelli che dicono no, ma non si mangia così e non me la portano. Ah, E quindi, cioè, c'è proprio una versione quando tu fai questa domanda. Cioè, che cazzo vuoi? Non la devi sì, mangiare così, attaccati.
Sì, 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 assolutamente. Infatti c'è stato, mi ricordo più settimana scorsa che avevo chiesto appunto la forchetta. Abbiamo fatto 2 giorni, forse addirittura 3 giorni di fila da trapizzino io e Vincenzo. E al terzo giorno ho chiesto la forchetta. Il primo giorno sì, il secondo giorno sì, il terzo giorno, ah no, ma si mangia mordendoci dentro. E se n'è andato. E Vincenzo mi guarda e fa: No, ma guarda che adesso te la porta. E faccio: Ma tu sei sicuro? E Sì, invece ti te sentivo l'hanno un po' portata? scoppiettante. Io purtroppo dovrei mettere un cavo qui. Non c'hai, qua non esiste. Di là c'è l'adattatore USB con l'Ethernet? O no? No, però sei sicuro che non sia tipo il cavo che balla dietro dello Shure? Perché c'è anche questo problema negli No, Shure perché che abbiamo in ufficio. È tutto non credo, acceso. perché sì, sì, tutto corretto, non vedo neanche, vedo poi il meter, che comunque non dà indicazioni strane. Provo ad Vuoi abbassare il volume, provare magari a è uscire troppo e alto. entrare? Ah, Aspetta, anche, provo ad abbassarlo. anche. Magari è troppo alto il volume, aspetta. Dicono Pierpa Dazon. Pierpa Dazon mi piace molto. Ma quindi Da Joe mangi zone. anche sushi con la forchetta? No, no, allora ragazzi, assolutamente no, il sushi lo mangio, come si dice, il sushi lo mangio assolutamente con le bacchette. Va detto che ieri abbiamo mangiato poké e per una questione di rapidità l'ho mangiato con la La forchetta. forchetta. Così mi senti meglio, mi senti sempre scoppiettante? Ti sento sempre scoppiettante. Che è un po' il tuo modo di essere, Pier, in realtà, cioè Sono è scoppiettante. giusto, esatto, però non così. Non so se vuoi, come si dice, se vuoi provare a uscire, entrare, proprio chiudere il link Faccio e l'ultima rientrare prova nella stanza. così, sempre, scoppieto Tanto, sempre? sempre scoppiettante, sì. Sembri una Che palle. castagna a settembre. Sembri una Bello, caldarrosta a settembre. bello, esco. Ok, vai, vai. Allora, intanto rimaniamo io e voi, signori. Allora, Pierpaolo è fuori fuoco, fuori sincro, dice ematoma viola, perché in realtà non so quale fosse, non so quale fosse il problema. Ieri abbiamo fatto le prove in ufficio, abbiamo fatto tutto il setup, gli ho dato anche una mano ed era tutto perfetto. Credo che sia un problema di connessione, perché a meno che non ci si attacchi direttamente all'Ethernet in ufficio, il wifi va così così, va bene nelle stanze dove non facciamo le dirette, tipo negli uffici. Nelle stanze dirette invece va così così. Ed è il motivo per cui quando magari faccio le live e mi vedete che vado male, allora vediamo se riusciamo. Vai un po', dimmi un Buongiorno po'. Giordana. Eccolo, eccolo, eccolo. Ehi. Vedi, dovevi solo uscire e rientrare. Hai ragione, ti chiedo scusa per questo. E perché è sempre così, quando qualcosa non funziona, spegni e riaccendi, Lei stai a è posto. sempre così. E, allora, ritorniamo a parlare di posate, shall we? Darth City dice, la prima volta che sono stato in Giappone ho chiesto una forchetta, me ne hanno portato una per bimbi, non l'ho più... Cioè, Ho tipo, ti hanno ho comprato, brava, vedi che mi hai fatto venire in mente. Ho un comprato forchiello. le bacchette, Mm. che è molto giapponese il forchiello, tra l'altro. Esatto. Ho comprato le bacchette per bambini per mia figlia, per insegnarle a utilizzare le bacchette per Ma mangiare. hanno, come si dice, hanno la parte di molla dietro, Sì, quindi? è fighissime perché l'ho trovate che sono tipo crescenti, nel senso che hanno tre modalità di utilizzo diverso. Mhm. E la prima, quando sei piccolino, c'ha sia la molla dietro, che è fatta con, in realtà è un pupazzetto che tu monti, cioè tu ci agganci le bacchette sotto e siccome ha le gambine sono un Mhm. po', fanno un po' di resistenza, e, diciamo, le tengono bloccate. E poi ha Esatto. tutti gli anellini per metterci l'indice e Le il medio del dita, pollice. che bello. Molto bello, fatte di legno, molto carine, piccoline, molto carine. Io le avevo viste perché seguo un canale, aspetta che ti dico anche come si chiama, perché mi dimentico. È praticamente un canale YouTube di una casalinga giapponese che fa tutti i video sulle le ricette, la sua giornata da mamma al parco, eccetera, eccetera. E mi piace tantissimo, e trovo super rilassanti i suoi video e Video. faceva proprio vedere la bimba, come si dice, la sua bimba che stava imparando, Kimono Mom si chiama, Kimono Mom. Figo. Faceva vedere proprio la sua bimba che imparava, ma cioè, è una roba incredibile perché ci sono sti bambini, boh, di, so,
2 anni, 3 anni, il seggiolone con le bacchette, il riso, cioè mangiano il natto, quindi i fagioli quelli che fanno il filo, con le bacchette. Poi c'hanno il loro riso e poi hanno anche tipo la tazza di zuppa di miso. Ma come fai a lasciarlo a un bambino di 3 anni? Infatti io sono gli unici video che non guardo Bello. perché io sono tipo così, oddio, cosa succederà? Cosa succederà? Non ho purtroppo Figo. quel... Sì, sì, no, sono sgamatissimi i bambini giapponesi. Poi ho scoperto un'altra cosa fighissima che le parti dei supermercati, dei combini sono attrezzate, le parti più basse, ci sono tutte le cose che possono prendere anche i bambini, perché ci sono anche i cestelli. Io Sì, infatti mi chiedevo che cazzo servissero i cestelli piccoli quando sono andata in Giappone al 7-Eleven. Sono i cestelli per i bambini, quindi loro prendono il loro cestino, prendono tutte le cose alla loro altezza e fanno la spesa con i genitori. Che che bello. meraviglia. Che bello, sono Che sempre paese avanti. illuminato. Che paese Per certi versi, non civilizzato. per tutti, non per Esatto. tutti, ma per... Ne hanno tanti in cui chiaramente non sono illuminati, sono molto indietro, eh. Cioè, ce No, l'hanno tipo diversi quando elementi. fanno un panel da un'ora su un gioco di Idol. Mamma mia, Salutiamo gli amici di Bandai Namco per, imbarazzante. per quel panel bellissimo. Mamma Che, mia. che- che secondo me è stata un po' una punizione karmica di Aligi, probabilmente, perché Può essere. L'hanno seguito lui e Vincenzo per mezz'ora. Sono stati eroici, però Ne dopo ha un po' trova- hanno. ne ha fatte Aligi di conferenze di merda, perché pure con me fece quella storica dei premi PlayStation 3 o 4 anni fa, che di 3 ore, una roba, la roba più pallosa che io abbia mai fatto in live, la Oddio. conferenza peggiore di sempre. Cioè, Che una roba senso 3 ore imbarazzante. di premi PlayStation? Non mi ricordo come si chiamavano i PlayStation Awards, mi sembra una roba del genere. Se ben dietro la ritrovi, che era sempre secondo me in occasione. Secondo me era sempre in occasione del Tokyo Game Show. Era una roba Mm? imbarazzante che avevano fatto. Erano tipo i premi che dava Sony agli sviluppatori PlayStation. Ma era una roba Ah, lunghissima, noiosissima, non si vedeva niente perché si pensava ci sarebbero stati annunci. Secondo me era pure. Sì, sicuramente era prima di PlayStation 5. Una roba pallosissima, credo sia la roba più noiosa che abbiamo fatto io e Aligi, in mamma assoluto quella mia. lì. No, mi viene voglia di fare un pisolino soltanto al racconto. Roba incredibile. Mexican dice un frame, 4 font, 6 colori. I giapponesi, Giapponesi, esatto. incredibile. Grazie, allora. Torak Hammerhead, ok, ci metto sempre un po' a leggere i vostri nick, perdonatemi per l'abbonamento 10 mesi, grazie mille, grazie mille. E Liriam dice, i giapponesi sono tedeschi orientali, sono dei robot, se gli dai delle istruzioni o sono precise o si impallano come dei bug. Come poste italiane, Pier, perché abbiamo, dopo quando arriveremo in ufficio, ti racconterò come si è evoluta la storia Eh, del pacco di ieri. lo so purtroppo, ma ha scritto Raffaele, mi ha scritto, quindi so Ok, perfettamente. Mi auguro che Raffaele risolva. Raffaele, se stai seguendo questa cosa, caffè, guarda quello che ti ho scritto perché quella cosa la puoi risolvere soltanto te dal posto, altrimenti è un po' complessa. stai di nuovo un po' scoppiettando. Grazie a Angel Eyes per l'abbonamento di 3 anni. A me fa morire questa cosa che quando partono gli abbonamenti sono sempre al rilancio. 10 mesi, 3 anni, 10 anni. Bravi, bravi ragazzi, vi bene. E, no, però appunto mi ha fatto molto ridere perché su questo pacco che dovevano consegnarci da Terni a Milano c'era scritto non è stato consegnato perché l'indirizzo è inesistente o mancante. Ma in che senso? Poste italiane, amici di Poste Ma Italiane. vi avrò spedito 700 cose qui ormai, è incredibile quella roba lì, veramente No, incredibile. è Ma esatto, magari non anche hanno perché scritto, appunto boh, mamma mia, l'indirizzo è sempre lo che stesso, imbarazzo. le persone sono sempre le stesse. Però è molto, molto, molto bello. Molto fastidiosa questa cosa. Quando c'è di mezzo poste, non ce ne abbiano i nostri amici di Poste Italiane, ma quando ci sono di mezzo le poste è sempre un problema. Le poste ci stanno sabotando. Esatto, esatto, Mentalist. Pierpaolo Che sembra faccio? Paperinic con lo scoppiettio. Che devo fare? Devo riuscire a entrare per la quarta volta? Ecco, è incredibile questa cosa, eh? Sì, sì, possiamo provare a fare continuamente avanti e indietro. Facciamo. Allora, eccoci. Intanto... ehm, Ah, però la regia... adesso scopro questo altarino. Mi viene detto... Aspetta che dovevo fare entrare Pierpaolo.
Ehi là, buongiorno Giordana, che bello Buongiorno, rivederti. buongiorno Pierpaolo. È incredibile perché quando entri è perfetto, poi rimani tipo Ma è un, 10 minuti e svacca tutto. è un problema di connessione, secondo me. Si sbarella qualcosa col fatto che qua non funziona bene se non stai col cavo e secondo me scoppia. Poi si impalla la connessione, si impalla poi il programma, secondo me. No, comunque mi veniva detto dietro le quinte che i mesi dell'abbonamento che fa vedere quando ci sono i ragazzi che si abbonano è la somma da quando ti sei abbonato per la prima volta. Sì, esatto, perché in pratica adesso è cambiato, adesso da un po' è cambiato, ti dice, cioè praticamente fondamentalmente è la somma di tutte le volte che sei stato abbonato, mentre se ti abboni di Ah, ok, seguito ok. te lo scrive di fra parentesi, tipo ti dice è il quinto abbonamento consecutivo, tipo te lo scrive proprio fra parentesi, Ok. quando è di Ah, ok, seguito. ok. Consecutivo. Niente. Addio Pier. Addio Pier, cambia microfono Pier, sei Riscoppia di di nuovo? nuovo. Sì, ma è incredibile sta cosa. Ma a me non, cioè, Eh. a me quando sto in quella stanza lì non capita sta cosa. Cioè, mi capita che No, te non se ti cado, frizzi. cado. Esatto, mi No, frizzo, ti però cioè, frizzi. è coerente come cosa, perché invece il tuo video si vede Non so. perfettamente. Sei super Non so come fluido. risolvere. Aspetta, provo a fare un cambiamento. Prova a Aspetta, fare. Ma tipo la porta aperta? Tu cambi a cazzo. Allora, intanto Le cambio la soluzioni della qualità della nonna. telecamera. Aspetta, Allora, c'è Marco aspetta, che dice: io sono alle porte dei 50 mesi. Quanti sono? Allora, intanto Pierpaolo è andato. Quanti sono 50 mesi? No, dovete fare il conto, signori. Io non riesco a fare il conto. Quanti anni sono 50 mesi? Piera l'impostazione 2 per. Palevole, fa molto ridere. Ah, 4 anni e 2 mesi. Che Ho cambiamento hai provato, fatto? ho provato ad abbassare la qualità della webcam che magari consuma meno banda. Ah, bravo, bravo. Vediamo Madonna, se così regge. cioè, quanto sei intelligente. Hai visto che roba? È pazzesco. Tra l'altro, anche noi abbiamo fatto la stessa identica cosa perché avevamo un micro delay nelle live e abbiamo scoperto che è semplicemente perché la camera era settata a 4K, sparava il segnale in 4K e quando arrivava OBS doveva tipo processare tutto e poi spararlo comunque a 1080. Ho detto, ma siamo a 1080? Basta, è sparito il delay. Allora, Tutto perfetto. mi sente ancora? Ti sento sempre malissimo. Ah, comunque, quindi non è cambiato un cazzo? No, 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 no. Ottimo, entra, esce, non è cambiato nulla. Non so come risolvere. Cosa vogliamo fare? Vuoi andare a farti un caffè? Continuo io da qui? Che rottura di cazzo, ci sono pure venuto. Come hai fatto Certo, due è volte per certo. venire? Vuoi connetterti da telefono? E non Vuoi posso andare neanche tipo fare. Ti ho anche scritto, non mi posso neanche fare il caffè, non ci sta il caffè, non c'è. Ti ho anche scritto, non mi hai cagato. Ah già, no, no, hai ragione, hai ragione, Eh, ti ho sentito, non puoi neanche eh, farti il caffè perché sono finite le cialde. E eh. no, vuoi provare col telefono? Vuoi provare col telefono? Ma il telefono non prende ancora almeno. Cioè, devo uscire fuori. Esco fuori e mi collego col telefono. Sì, vai a farti un giro. Che merda, che fastidio proprio questa cosa qui. Che non funziona, che non prende. Benvenuto negli So come uffici di risolvere. Milano. No, No, è che ci devo niente. avere. Servono gli adattatori USB, quelli lì Ethernet. In modo tale che possa attaccare il cavo. Vanno comprati, dobbiamo dotare l'ufficio di quell'attrezzatura. Vabbè, Eh, vai a berti un caffè al bar, ci rivediamo qua. Io finisco qui e poi ti raggiungo, promesso. ciao. Ti ricorderemo come un grande eroe. Ah, oggi confermato Tectonic, dai almeno questa soddisfazione ai nostri lettori. 13.30 o 14? Perché ho segnato 13.30. Vabbè, facciamo un 14-15, dai, almeno facciamo in tempo a pranzare. O Ok, volevi farlo più 14, lungo? Ti 15. faceva piacere No, volevi no, farlo è un che io l'ho 13:30, messo. 15? No, perché volevo che fossi a tuo agio. Di solito fai sempre un'ora e mezza. Quindi ho detto metto 13.30. Ma se preferisci Che mangiare, ci abbiamo allora dopo? Che c'è dopo le 15? Chi ci sta dopo? dopo le 15 c'è Poker Radar con Francesco Pardini. E alle 16 Alle 15 in punto? alle 15 in punto. Yes. Dai, magari partiamo un quarto d'ora prima. Mettila alle 14, magari faccio a sorpresa un quarto d'ora prima, dai. Dai, 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 mettila va alle bene. 14, così faccio tempo a Adesso, pranzare. adesso tra l'altro è tornato perfetto il microfono. Beh, senza aver fatto nulla, però, eh. Senza aver fatto nulla. Mi confermate, signori, che adesso sentite benissimo Pierpaolo? Cioè, tutto tipo, ciao, ciao, baci e abbracci, tempo di salutare tutti ed è perfetto. È fantastica questa cosa. Guarda che adesso che dici resti, riparto a scoppiettare, vuoi vedere?
Vabbè, dai, rimango. Dai, rimango. Vabbè, dai, Adesso esplode. Esatto. Adesso vediamo in quanto tempo ci mette come si dice? Comunque è molto A ripartire. fastidioso che non ci sia il caffè qui dentro, eh? Molto fastidioso questa cosa qui. No, allora, attenzione, Molto. perché io avevo preso la macchinetta e tutta una serie di cialde che teoricamente io avevo tenuto tipo per gli ospiti. E ho detto, ok, però dobbiamo fare poi i turni a comprare le cialde, quelle normali, così teniamo le cialde, quelle Nespresso per l'ospite e lo scatolone come si dice, di cialde, non so, lavazza per noi, no? Niente, nessuno ha percepito questa cosa, quindi adesso bisognerà fare un carico di caffè e poi a turno qualcuno porterà sempre il caffè per l'ufficio. Ma scusa, quindi per l'ufficio non c'è più proprio perché non ho capito, vi siete sparate tutte, sia le cialde che quelle dell'ufficio, perché quelle dell'ufficio non avete Sì, sì, per... comprate. No, non c'è più niente, non c'è più niente, sono Incredibile. passate le cavallette e adesso Incredibile. comincia a riscoppiettare, è incredibile questa cosa. Vabbè, dai, me ne vado al bar, mi faccio il collegamento dal bar, dai, ciao, vai, sono sul cazzo. Vabbè, Schifo questa cosa, ciao. ciao Pier. Niente, sì. Io non so, come si dice, non so veramente come commentare tutto ciò, amici miei. Vabbè, allora cosa facciamo? Metto... Perché io mi sento sempre molto a disagio a stare da sola senza musichina. Volete la musichina? Vi metto la musichina? Teniamo tutto così. Ma la cosa bellissima è il 2 per... Ma io non capisco per quale motivo si sentiva così, come si dice, si sentiva così veloce. Mazza Salva Logan, no, scritto in... Non vi piace quando metto la musichina? Vi piace solo così, la mia voce e il rumore grigio di fondo. Va bene, va bene. Non metto niente. Iniziava a essere divertente, ma iniziava a essere divertente per noi, incredibilmente frustrante per il povero Pierpaolo, perché io adesso so che lui è tipo in ufficio che sta facendo perché non riesce ad andare con la connessione. Conoscendolo, conoscendolo però potrebbe effettivamente connettersi dal bar, farebbe molto molto ridere. Ehm... Franci Arwen dice: A volte quando ci sono problemi di rete capita anche a me in call o 0,5 o 2 per o come si dice? E vai a seguire un cazzo, dicono perfetto. Ma tra l'altro, che bello che è il tuo coniglietto! Oh mamma, che carino, tutto nero. E c'è Cristina che dice sarebbe sfizioso il collegamento IRL. Beh, vediamo se Pierpaolo ci regala questa, come si dice, ci regala questa soddisfazione. Ma no, Dubro, no, buono il coniglio. Era un coniglio da compagnia quello di Franci. Non impaurire le nostre lettrici minacciando di mangiare i loro animali domestici. Non si fa, non si fa. E io, tra l'altro, sono anche molto tentata, poverino, di togliere Pierre dal titolo della live perché lui effettivamente non c'è. Però potrebbe tornare, lasciamolo, magari è di buon auspicio. Scrivere un Pierpaolo da qualche parte porta sempre fortuna. Ma no, basta con le patate, no, non si mangiano, cioè sì, si mangiano, ma non quello di Franci, possibilmente. Ah, è una coniglietta, si chiama Muffin, è tutta nera con le zampette davanti bianche e il panciotto macchiato, che meraviglia, che meraviglia. Io non ho mai, come si dice, non ho mai avuto conigli come animali domestici. C'era la mia migliore amica dell'infanzia che ha avuto il fretto per un sacco di anni e che trovo estremamente simpatici come animali, però hanno un odore, anche se li lavi, hanno un odore stranissimo i furetti, e poi è super pungente, tipo muschiato, ma proprio forte, forte, forte. Mentre invece mio marito ha avuto il coniglio domestico prima che ci conoscessimo. E attenzione, cioè sei davvero uscito in Porta Romana. E che te per finta te lo devo dire? Ma fa poco Cioè, mi ma è uccidono anche. meravigliosa. Ti uccido, ma perché non sei uscito col giubbottino? Sì, sì, sono con giubbottino. No, No, tra il poco mi giubbottino stanno per rivestire. antiproiettile.
Ah, ti stavano no. solo per investire. No, pensavo quello antiproiettile di Far Cry. Sarebbe stato molto bello col giubbottino antiproiettile, effettivamente. Ma c'è bel tempo quindi a Milano. No, ma che bel tempo, Gio, per cagare, cioè bel tempo, è tutto Ah no, grigio. ok, è tutto grigio. Dietro di te ci sono c'è il cielo azzurro. Ma è chiaramente un'invenzione, chiaramente. Guarda che ti faccio questa pausa caffè movimento. C'è molto rumore di fondo o è accettabile? No, è accettabile, Ah, bene. si sente molto bene. Cioè, si sente nonostante tu abbia, immagino che l'auricolare ti faccia anche da speaker, si Sì, sente molto confermo. meglio del... c'è un anziano dietro di te. È pieno di anziani che mi guardano male. È strapieno. Tra l'altro si stanno Che per meraviglia. uccidere qui. C'è di tutto di più. No, vabbè, ma scusami, siediti da qualche parte, cosa fai, Ho capito. cammini? Dammi un secondo, sto raggiungendo un posto dove sedermi. Dammi un attimo, cioè sono appena uscito, sto andando a un posto dove mi siedo. Intanto così facciamo vedere anche dov'è la redazione. Esatto, così i nostri lettori possono triangolare la tua posizione Guarda, tornerò, anzi possono venirmi a trovare, perché abbiamo ancora quanto? Mezz'ora di pausa caffè e tornerò dal posto dove ho fatto la colazione questa mattina. Io sono al... Aspetta, che dico come si chiama, così vediamo se c'è qualche utente magnifico, non ho un cazzo da fare questo giovedì mattina. Sono da Ma che buono, pasticceria artigianale Torrefazione in Porta Romana. Mi metterò sul Perfetto. tavolo fuori, guarda. Guarda, si prende il tavolo fuori e è lì. Sì, con la sedia figa, metto lo sfondo con le strade. Ah, Ah, eccomi qua. opla. Aspetta, devo mettere bene. Vai. Che non fa. Davide dice è un Pier Patour. Va che meraviglia. Mamma Esatto. mia, che roba spettacolare. No, troppo basso, aspetta che lo alzo, aspetta. È caduto. Tra l'altro ti sei rinominato Pierpaolo in movimento, sei veramente un coglione. Ecco. L'ho notato Ecco, adesso. a posto. Oh, ma che roba, ma che Guarda, col meraviglia. sole, col cielo, guarda. Stupendo. Va bene? Complimenti. Ok, Bene. grazie. Adesso vedremo anche che cosa. Sai che ti invidio molto perché io avevo tipo una super voglia stamattina quando mi sono alzata. Io prendo sempre il caffè latte la mattina. Però mi sono Sì? resa conto che avevo il latte, ce l'avevo giù in garage. Non avevo assolutamente voglia di andare giù a prenderlo. In garage. Perché c'è il latte giù in garage? Perché il latte a lunga conservazione lo tengo giù con l'acqua in garage. Per me non dovrebbe esistere il latte a lunga conservazione, lo sai? Lo so, anch'io sono della Dovrebbe scuola essere latte illegale. Fresco. Però Illegale per me. con i ritmi che ho, quando apro una bottiglia di Granarolo non riesco più a finirla. Giordana fa il pieno alla macchina col latte. Esatto, no, io ho proprio un grosso problema, ragazzi, con il latte. Io Posso berrei ordinare a latte. te o vengo dentro? Aspettiamo che... Un caffè macchiato freddo e se hai un cornetto alla crema. Anche una bottiglietta d'acqua frizzante. Gentilissima, grazie. Perfetto. Ma hai ordinato la brioche, il cornetto, quello tutto Quello sbriciolevole? immangiabile. Quello per Jason Momoa. Quello di Jason Momoa, esatto, Sì, esattamente. conferma, quello di Jason Momoa. No, dicevo ai ragazzi che io ho un grosso problema con il latte. Io berrei latte anche ai pasti. Cioè, io sono come quei bambini americani che vedi nei cartoni animati, nei film, che bevono... Esattamente, grazie mille. Dicevo, sono come quei bambini che bevono il latte a cena, americani. Quelli là che a tutti i pasti, a pranzo con la Sì, pizza, quelle robe che sì. vedi nei telefilm, che è vero, cioè, esatto, tu Sì, appunto no, lo dici lo benissimo, fanno. è verissimo, come il succo d'arancio. Io comunque ci ho messo una vita ad abituarmi che il succo d'arancio può accompagnare qualsiasi cosa quando sei in California, anche perché loro hanno quel succo d'arancia che è galattico, ma che può accompagnare tutto, anche il panino quando vai appunto a mangiarti l'hamburger. No, io il succo d'arancia no perché appunto è arancia, quindi frutta ed è bannato dalla vita. Grazie Fase per... Ah, perché tu sei, che cosa che c'avevi? Fastidio, ti fa schifo? Non mi ricordo mai. Te che c'hai con Sì, la sì, non frutta? non mangio frutta, non mangio frutta e quindi non bevo nemmeno anche tutte le spremute, frullati, cose così, niente, succo Succo d'arancia. d'arancia. Mamma mia, ragazzi, succo d'arancio, vi chiedo scusa, succo d'arancia.
mi chiedo perdono. Succo d'arancia, però berrei effettivamente, cioè per me la colazione migliore quando sei in vacanza è autogrill, caffè latte e camogli. Per me è tipo il massimo della vita. Sono stato ieri a Torino che ho mangiato in quel posto lì al Poli, come lo chiami te, tutti voi torinesi. Sono stato lì che c'era quel mixto, mi ricordo anche il nome, che dentro c'ha i panini dell'autogrill. Volevo morire, Ok. volevo. Ah, a me il camogli piace da morire. Mamma mia. Però deve essere proprio il camogli dell'autogrill, cioè non deve essere tipo una focaccia ripiena di prosciutto cotto e formaggio, deve essere proprio il camogli dell'autogrill. E questa cosa è sconvolgente, Gio. Signori, ma io, ripeto, ho avuto un periodo da ragazzina in cui bevevo latte, ma veramente sulla pizza, col panino al salame, mangiando una fetta di pizza, Oggi è il la terzo cornetto, focaccia. Il terzo cornetto, tornerò giù con un fegato infinito oggi. Terzo. Ma il terzo della giornata o il terzo in Terzo tutti... della mia vita, no, della giornata ovviamente, non è il terzo Il cornetto della terzo mia della vita. giornata. Vogliamo vederlo poi, vogliamo... Boom. Non ti preoccupare, tanto stavo facendo una cosa, stai tranquilla proprio. Anzi, perdonami te. Grazie mille. E salutiamo gli amici di, come si dice, di Levissima. E infatti l'ho tolta di corsa perché purtroppo Spost. non ci paga Levissima, quindi No, esatto, non ci paga, non ci paga. Allora, caffè Sempione, perfetto. Allora, cioè, questa cosa è veramente certo, meravigliosa, meravigliosa. E caffè. una Oh, sciccheria. Guarda i tipi dietro che mi guardano, inquietantissimo. Ma tu riesci a bere tipo il caffè senza latte, senza niente appena fatto di macchinetta? Perché io ho questa cosa per cui quando prendiamo il caffè in ufficio io e Vincenzo, lui fa il caffè e tipo in Sì. 30 nanosecondi lo beve. E io guardo e dico, ma come Perché è fai? napoletano? Mi Perché è risponde, mi napoletano? Lo risponde sai che sempre così anche lui. Mi risponde sempre così anche lui. Ma è vero, è vero. Io guarda, io i primissimi periodi che mi frequentavo con Eli a Napoli, che andavo a trovarla spessissimo a Mhm. Napoli, e mi facevo magari, che ne so, tutto il weekend, oppure magari capitava sì, appunto una giornata, una settimana e così via. Io mi ricordo che uscivo con tutta la sua comitiva. Ed era tradizione, avevamo quei 3-4 posti dove andavamo sempre a prendere il caffè, che mi mancano anche tra l'altro, e c'era questa cosa bellissima, no? Quindi arrivavamo al bar, magari Mhm. eravamo in 6, che ci prendevamo il caffè al bancone, e praticamente io mi sentivo sempre periodicamente un coglione perché io ero lì a soffiare per 4 minuti. Poi, tra l'altro, a Napoli hanno anche sempre la tazzina che è incandescente. Io non so neanche come Sì, ci fai a appoggiare le labbra sopra. Incandescente. E loro era caffè, grazie. E e andavano. Io, andavano. cioè, per me, Come e io dice rimanevo lì da Dubro, solo. Incredibile. come dice Dubro, sciottino. Sì, sì, è pazzesca Ma questa cosa. perché sei abituato, secondo me, fin da piccolo, fin da Fin ragazzino, da abituato piccolo. sì, nel senso, credo sia soltanto una questione di abitudine, sei abituato Mm. alla tazzina incandescente. A me infastidisce anche la tazzina incandescente, considera, Calda, sì, e tipo col caffè appena tirata berlo fuori dalla caldo. lavastoviglie. Sì, perché loro le tengono, no? Hanno le macchinette quelle bellissime a leva, tutto quanto, che sopra sparano vapore tutto il tempo, quindi le tazzine sono Esatto. sempre tutte lì sopra, bollenti, cioè io faccio fatica ad appoggiarci le labbra, e loro se lo bevono velocissimo, e questa cosa rimane. Infatti Vincenzo ci riesce per questa cosa qui. Io il caffè aspetto sempre parecchio prima di berlo, oppure lo faccio, per questo io lo prendo con latte freddo, perché così me lo stiepidisco velocemente. Esatto, infatti anch'io lo prendo sempre macchiato freddo per non fare brutte figure davanti a chi invece, e lo butta. Tant'è che se hai notato ci sono i pannini in ufficio. Non so se hai I, notato, i, i pannini, le monodosi di latte di panna. i pannini. I pannini sono panne piccole, come li chiami, scusa? Pannini? No, Lattini? non lo so. Le chiamo non lo so, non le chiamo certo pannini, che per me poteva essere Pannini? qualsiasi cosa. Pannini. E, Non è mai il corretto. non sembra così friabile, cioè la parte No, sopra sembra friabile, però non di quelli non è male. che... Ve l'ho detto, signori, i pannini sono le monodosi di panna da mettere nel caffè. Si chiamano pannini. Adesso avete imparato una parola nuova del vocabolario di Giordana. Che tristezza sto cornetto. Giovani, anzi Giovanni, ovvio che se Giovanni. sei di Ischia, o se sei di Napoli, o se sei della Sicilia, sono d'accordo con te. Qui purtroppo sto a Milano e mi devo adattare a sta roba, non ci posso fare altro.
Tu pensa che addirittura esattamente alle tue spalle c'è un altro bar dove vado di solito io perché è raggiungibile senza dover fare nessun incrocio pedonale dall'ufficio, che ha anche i mignon di quelle. Io la Mm. mattina prendo il mignon che è più piccolo, sono tipo lunghe così. Sono molto molto buone anche perché le mangio in 2 minuti e ho già finito. E, Ti ascolto con grande interesse, sto evitando di mangiare perché poi si infastidiscono che parlo. Tra l'altro ho visto prima qualcuno è passato e diceva ma come a Torino, sei stato a Torino? Amico mio, devi seguire le mie storie su Instagram, così lo avresti scoperto. seguite Pierpaolo su Instagram. Darzit dice Giordano è mignon, Pierpaolo è al terzo connetto. Troviamo le differenze. Terzo cornetto, stamattina ne ho E, preso uno vuoto, poi ne ho preso uno con la marmellata. ah, ok, ok, buono. E questo qua invece è la crema? L'hai preso? Questo qui è la Sì, crema, ecco, ecco. questa Bene, è con la bene. crema. E cosa ci fa Pierpaolo a Milano? Pierpaolo è a Milano perché in realtà è stato a Torino per un evento dedicato agli sport di Idea e poi visto che era qua al nord Esatto. è venuto a trovarci, ma adesso è al bar perché la connessione in ufficio Va a funziona, cagare. non con il wifi nelle stanzette dove streamiamo. E grazie Ragnetta per il link dell'Instagram di Pierpaolo. E adesso è lì che si fa la colazione. A me sta venendo una certa fame. Sta venendo una certa fame. Sono soddisfatto. Bene, bene, sono a mezzogiorno a mezzogiorno una cotoletta col pollo. L'ho detto prima, Joe Beggar. Sì, sì, petto Tra di l'altro sta pollo qua il per Pierpaolo. trapizzino. Sì, è Vedo, lì di fianco. nessuno mi ha raggiunto per colazione qui, quindi evidentemente non abbiamo così tanti ascoltatori di Quindi Milano che non in hanno cazzo realtà da ci aspetti fare. direttamente da Trapizzino. Tu adesso ti Non siedi da sarebbe male, Trapizzino. non sarebbe male, però a pranzo se veniamo qua a mangiare il trapizzino, quindi ci potete raggiungere sempre qui, il trapizzino a Porta Romana. Esatto, esatto. Mi dici un po' che E ci sta come trapizzino di solito, quindi tu con cosa lo prendi di solito il trapizzino? allora c'è questa variante estiva nuova che mi piace molto, che è pollo e peperoni, che non mi dispiace per niente. Solo peperoni? Pollo e peperoni. Ah, il pollo con peperoni classico Esatto, romano, però non ok. ce l'hanno sempre in carta. E se no mi piace molto il polpo in umido, che è molto buono anche Sì, quello. Poi la cacciatora classico e ho sempre voluto prendere la lingua in salsa verde. buonissimo. Però la salsa verde è piena d'aglio. Che cazzo faccio? Prendo il trapizzino e poi mi Sei chiudo anche nella contro stanzetta. l'aglio? No, no, io sono assolutamente pro aglio. Il problema Ah, è che poi mi chiudo in ufficio e magari faccio 4 ore di live chiusa in una stanza, non è piacevole per chi mi sta vabbè, ho attorno. capito, ma però la salsa verde ha anche l'aglio, cioè non è che mangi un trapizzino di aglio, quindi, No, per oh, vabbè, rispetto tutto. per chi mi sta attorno. Oh, se posso, io oggi prendo quello con Allora, la lingua e la salsa verde. lo abbiamo spiegato prima, ragazzi, che cos'è il trapizzino. È possibile? Non state seguendo questa meravigliosa pausa caffè dall'inizio? Il trapizzino è un angoletto di pizza riempito con roba tendenzialmente della cucina romana, tendenzialmente, e quindi e nasce appunto a Roma Mm-mm. grazie al grandissimo estro creativo di Stefano Callegari e poi è stato esportato in tutto il mondo, persino a Tokyo c'è il trapizzino, ne parlavo l'altra volta. Tra l'altro devo anche andare a provare il ristorante che ha aperto una trattoria romana a Roma. A roba. Stefano ci devo ancora andare, sì, ne parlavo ieri con Chiara di sapore che volevo andarla a provare perché sono curioso di vedere come si mangia. Guarda Esatto, Davide ma che ha detto sto arrivando 15 minuti e sono lì. va bene, Davide, ti aspettiamo allora. Ma no, Ferdi, ma a Milano lo danno il bicchiere d'acqua col caffè? No, 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 no. Se te Allora, lo posso dà... dire, il cornetto non era male, il Mm, caffè faceva cacare. perfetto. Non lo dico C'era troppo qualcuno... forte, senti, non c'è. È pieno il No, locale, è pieno, sono pieno in mezzo alla gente. Ovviamente è bellissimo perché c'è un'età media over 75, tutti qui intorno. C'era anche un tipo che sta leggendo la stampa, no, il secolo XIX, non so che cazzo sta leggendo, Perfetto. e tutti qui di fianco. Tutti qui di fianco, ottimo, ottimo. E tu invece che sei giovane, tu invece fai la live, sei super... Sono stato, tra l'altro, guarda, posso dire, sono stato a Torino, non dirò mai chi,
perché tanto non mi sta seguendo in questa live, è impossibile, ma non dirò mai chi, ero a Torino appunto al round one di Idea, che ho seguito questo evento sugli sport, e la sera l'altro ieri sera hanno fatto la specie di cena, di gala, vabbè, la cena, insomma, dove stavamo tutti quanti e chiacchieravo con una persona dell'hardware, vabbè, una signora che conosco, insomma, che segue un partner hardware importante, e eravamo io e Iodice, no? Perché c'era anche Antonio Iodice, non so chi di voi se lo ricorda, il buon barone dei tempi andati di multiplayer. Io con Iodice mi tolgo secondo me 8 anni, perché se non ricordo male Antonio è tipo del 73, mi sembra, 72, no, No, 73, io ripetimi sono questa cosa, ripetimi questo concetto. Quanti anni ha Antonio? Allora, Antonio credo sia del 73, se non ricordo male. Dovrebbe aver appena fatto 40, quest'anno, no, appena, va per i 49, se non ricordo male, o per i 48 o per i 49. Secondo me va per i 49, secondo me, Ma chi ha Antonio. venduto l'anima, Antonio, per questa cosa? Infatti ti faccio ridere questa cosa qui. Io con lui mi tolgo 8 anni, sì, perché io sono dell'81. Mi sembra sì che lui sia 73, ti direi. Febbraio 73, non ricordo il giorno preciso, ma sicuramente è febbraio 73. E mi tolgo questi 8 anni, per cui ero chiacchierando con questa signora, eravamo io e Antonio, facciamo questa chiacchiera, e poi la cosa non so perché è caduta sull'età, e gli faccio, vabbè sì, perché con Antonio ci viviamo un sacco di anni, però vabbè è troppo facile, li faccio io, questa io la faccio, perché comunque io non me li porto benissimo e lui si li porta benissimo. Lei mi guarda, fa, sì, effettivamente ti facevo suo coetaneo. Fatto, ti ringrazio moltissimo, anzi, cioè, sei stata carinissima per questa cosa qui, per me la conversazione può finire qui, e mi ha rovinato la serata. Quando ho pensato che avessi 48 anni mi ha rovinato la serata, sì, confermo, te lo posso garantire. Quindi Provolino chiede, aspettate, ma è più anziano di Alessio? Quindi Antonio ha più anni di Alessio? Assolutamente sì. No, non è vero. Sì, anche Non è diversi vera anni in sta più, perché Alessio è del 76 o 77, non mi ricordo mai, sa 76 Alessio, mi sa. Ha 3 No, anni, 3 o addirittura 4 anni in più. ma non è possibile questa cosa. Confermo assolutamente, ma Alessio se li porta particolarmente male gli anni, quindi è una competizione importante lì, se li porta particolarmente male. Grazie a Neolinux per il follow. Sì, o 76 anche, o 77. e ringrazio anche Redatto. E no, questa cosa mi lascia. Non so se mi riprenderò mai da questa rivelazione. Beh, ma anche, scusami, anche Matteo, cioè presente Matteo Santicchia, pure chi di voi ci segue da molti anni, Sì, sicuramente ha Matteo presente sì, anche Matteo Matteo Santicchia. sì. Anche Matteo è più grande di Alessio. Matteo penso sia un 75 addirittura. Una Ma cosa più del di genere. Alessio, perché cioè, Sì. io mi ricordavo che lui aveva più anni di te, ma non di Sì, Alessio. più di Alessio, sì, penso sia un 75 Matteo, chi di voi se lo ricorda, insomma, anche Matteo mi sembra 75 anni. Vabbè, io Sta persino non. uscendo il sole, incredibile. Vedi, sei arrivato tu e ci hai portato il sole, Bellissimo, Pier. bellissimo. Capiramo, Che ci sono cosa. messi pure qua di fianco della gente, va bene? Che roba così, cioè, mi piace molto il commento di Mexican che dice Alessio invecchia al posto degli altri, è solo un grande altruista. È un bel modo, è un bel modo di vederlo, è un bel modo di vederlo. E, tra l'altro Liriam dice Esatto. pare che stai no scusami, Salva Logan dice pare Londra, sei a Londra Pierpaolo, non sei a Milano in realtà, sei a Soho. No, non sono a Londra, sono a Milano, magari. Purtroppo no. No, non è così. E Matoma Viola invece dice Alessio è il quadro di Dorian Gray. Non è Dorian Gray, è il quadro. È quello che invecchia al posto suo. È vero, Molto bello, bellissimo, molto bello. Vabbè, basta fare pianella shaming, non facciamo più pianella shaming, poverino. Tra l'altro oggi l'ho pensato C'è qualche intensamente. Oggi ho pensato intensamente Alessio, perché ieri hai visto che avevo come te le derby in ufficio, lo stivaletto. Sì. Però mi dimentico sempre che quando le metto all'inizio della stagione devo mettere anche il cerotto shawl, perché sennò mi vengono le vesciche. E stamattina mi sono svegliata, mi sono guardata le vesciche. Sì, mi sono guardata i talloni, avevo le vesciche, ho detto, oh, guarda le sfioppole di Alessio. E ho pensato, però non metterò l'assorbente, il salvaslip. No, esatto. E chiedono che c'è fine ha qualche fatto bella notizia? Allora, guardiamo Che fine ha fatto subito. Matteo? Matteo, ragazzi, lavora
Adesso sta nello shopping, in magazzino, a gestire lo shopping multiplayer.com, sta lì attualmente Allora, il buon Matteo. share screen. Allora, vediamo un po' che cosa c'è di bello. Ad stream. Vediamo cosa c'è di bello su Multi. È stata Allora, una in nome... super settimana, è stata una super settimana questa qua, eh? Eh sì, perché allora in home abbiamo recensione di Far Cry, recensione di Metroid e recensione di OLED che è stata la tripletta di ieri, ma in realtà alle 9 di ieri Esatto. mattina è scaduto anche l'embargo di Battlefield, ne parleremo poi nel corso della giornata, magari ci fai un accenno Pier, visto che hai seguito tu il tutto Sì, con Battlefield 2042. Vedevo prima in chat che qualcuno mi chiedeva se giocherò alla beta, non lo so, non credo perché no, dall'8 al 9 dovrebbe essere aperta a tutti, però io non ci sono questo weekend, quindi non credo lo giocherò. Magari lo giocherà mio marito. Probabilmente su lui se la giocherà. E poi c'è anche l'anteprima di ah, Ghost Recon Frontline, sempre tua. E quindi sì, è stata confermo. una settimana intensa. Tra l'altro, a proposito di beta, è uscito anche all'inizio della settimana il pezzo sulla beta di Halo Infinite, curata da Da Francesco. Francesco. Esatto, che se non vado errato, anche se non ce l'abbiamo in scaletta in questo momento, adesso devo scrivere a Fra per chiederne conferma, probabilmente se lo gioca stasera alle 21, quindi dopo cena con Francesco su Battlefield 2042. E, Figo. leggiamo questa domanda di Digital Blasphemy che chiede: ma ne parlerete del fatto che ieri l'app EA e anche quella Game Pass su PC non fa scaricare nessun gioco EA? Tutti su Battlefield e stanno esplodendo i server. Tu hai seguito, Pierre? Confermo, ho letto dappertutto che l'uscita della beta, tra l'altro, nonostante sia ancora solo per i pre-order, tra Eh l'altro, sì, perché 6 e perché 7 è ricordiamo che la beta pre-order e diventa open. Esatto, open 8 e domani 9. diventa venerdì, sabato e la mattina di domenica, che dovrebbe chiudere alle 9 di mattina, se non ricordo male, di domenica o alle 10 di mattina di domenica. E ho letto dappertutto che c'è stato un successo incredibile, una quantità di gente enorme che evidentemente lo ha preordinato tramite, come si chiama, EA Play, quello speciale, quello insomma, Esatto. quello maggiorato per intenderci. E è esploso tutto, non stanno leggendo i server. Beh, bel successo comunque per Battlefield. Non mi aspettavo così tanta affluenza. A questo punto tremo per loro quando poi da domani sarà libero per tutti Per su qualsiasi tutti. piattaforma. Io l'ho visto ieri giocato da Luca. Rischiosissimo. A me dà l'idea per il momento di essere un gioco che è molto più divertente giocarci che non guardarlo. Perché mi sembrava un E sono po'. d'accordo con te. Mi sembrava un po' l'alfa di PUBG. Non so come, so come veicolare questa mia No, sensazione. io, no, esatto, io l'ho detto a me, io mi sono fatto quelle praticamente 5 ore di dramma perché poi l'ho raccontata anche a Giordana, a Vincenzo, perché è finita la sessione nostra di hands-on per giornalisti e influencer è capitata esattamente mentre stavano crollando tutti i server di Facebook, di Amazon, eccetera, eccetera. E quindi anche loro hanno avuto una quantità enorme di casini per tenere in piedi questi server, per far giocare a noi, poi hanno cominciato a fare con gli indirizzi diretti, un bordello. Mhm. Però io mi sono fatto quelle ore di gioco, mi sono molto divertito, anche se io l'ho giocato su PC. Io l'ho scritto, ho visto c'è anche un po' di commenti in proposito, era buggatissimo, cioè la versione che io ho giocato era strapiena di bug, Mm. però comunque molto divertente. Io devo dire che a me è piaciuto, vedo molto dibattito su questo passo indietro per quanto riguarda la distruttibilità dei livelli, secondo me è assolutamente in linea con la serie. È molto figo, tra Ok. l'altro, che c'è il terreno dinamico che si distrugge con i bombardamenti, quindi ti fai pure i buchi. E ho Ok. trovato molto divertente. Chiaramente il gioco è quello, ti devono piacere i shooter multiplayer, chiaro. Chiaro, chiaro. E tra l'altro dicevano che Mi guardo effettivamente io attorno ogni tanto perché ho i due signori qui che secondo me da un momento all'altro mi cacceranno, secondo me. e dicevano in chat Mi senti? Sì, che mi sì, senti, sì, ok. ti sento, che era C'è un po' di disponibile delay, anche. secondo me abbiamo, non so per quale motivo, secondo me c'è un po' di delay. Sei calato di qualità. Non so come, non so perché. Però dicevo, ci fanno notare in chat che anche chi è abbonato a Game Pass Ultimate ha potuto giocarlo prima.
quindi può darsi che ci sia stato anche quell'afflusso di gente importante da Game Pass Ultimate. E Pierpaolo in pixel art dicono, vabbè dai, sono gli ultimi 10 minuti signori. Sì, esatto, abbiate pazienza, dai, vi stiamo regalando questa Questa- pausa caffè in movimento. Allora, intanto facciamo così, cominciamo a fare il recap delle live di oggi. Se Giordana si è ricordata di caricarle sul... Sì, no, buono, perché c'è la pausa caffè oggi, vabbè, quella con Pierpaolo e Giordana la state guardando, il Tectonic segnato alle 13:30, adesso lo mettiamo alle 14, ma potremmo iniziare qualche minuto in anticipo, chissà. Alle 15 precise invece Poker Radar con Francesco Pardini, alle 16 bit con Francesco, alle 21 da confermare appuntamento con Battlefield 2042, sempre con Francesco. E poi devo cambiare, devo sistemare la giornata di venerdì perché devo cambiare la pausa caffè che sarà con Francesco e Christian domani. Ma la live serale delle 21 poi le tra avete l'altro- levate? Dimmi. Vai, scusa, no, vai avanti te, No, vai perché avanti te, c'era Salvaloga che chiedeva, ma le live delle 21 le avete tolte? In realtà no, non le abbiamo tolte, nel senso che non ci sono, ma non ci sono non perché non vogliamo più farle, ma perché è un po', come si dice, un po' complesso organizzare la giornata delle 21. Dalle 21 in poi, da settimana prossima dovrebbero tornare un po' più di appuntamenti per le 9 di sera. Vorrei riprendere anche il Sea of Thieves con Francesco e Luca. Vorrei aggiungere qualche appuntamento alle 21 in più. E, torneranno anche i gameplay di Pierpaolo. Confermi, Pier? Assolutamente, confermo. Io sto cercando di rimettere in piedi anche Sea of Thieves con il gatto. Sto lavorando, Giordana lo sa, sto lavorando su un paio di appuntamenti non settimanali ma periodici, uno tra l'altro con un grande fumettista italiano, in cui stiamo cercando di mettere in piedi una roba molto carina di chiacchiera. E no, ci stanno un po' di robe insomma in divenire, dovete solo avere un po' di pazienza come sempre. È il back to school, signori. Pian piano, un passettino Esatto. alla volta, vi riportiamo tutto. Ma Davide sta andando da Pierpaolo o in Giappone? Davide È ha vero, chiaramente detto una stronzata. Davide che fine ha fatto? Tra l'altro io esattamente quando appena finiamo qui mi alzo e me ne vado, chiaramente, non lo aspetterò a Davide per quanto bene gli posso volere. No, siccome ho letto anche la domanda, Sì. dimmi chi è, non lo dico chi è perché finché la cosa non si conferma, ragazzi, stavo cercando di organizzare una roba con Alessio per anche un po' per sganciarci dai gameplay, visto che diventano sempre più complessi. Un esempio, appunto, sto cercando di mettere in piedi questa live di chiacchiera con uno splendido ragazzo fumettista, tra l'altro scrittore fumettista, però non dirò assolutamente di chi si tratta fino alla fine. E no, visto che chiedevate del cortocircuito di domani, il cortocircuito di domani è come al solito ancora molto lontano dall'essere definito. Molto bene. Sto cercando di lavorare per portare un ospite. Se questo ospite viene, allora vorremmo fare un po' il punto della situazione su tutta questa rinascita, ripartenza degli shooter, appunto fra Halo, Battlefield, il Ghost Recon e così via, da un punto di vista competitivo, da un punto di vista insomma di dibattito e così via. Se questo ospite non dovesse venire, non so su cosa faremo variare, cosa sposteremo la puntata, mettiamola così, dobbiamo vedere. Perfetto. Chiudiamo con l'ultima domanda di Tubix che dice: quando rifarete la live E comunque di alle Rainbow 17 Six? come sempre. Alle 17, esatto. Quando rifarete le live con Rainbow Six? Allora, l'ultimo mercoledì del la mese. live- È sempre l'ultimo mercoledì del mese la live di Rainbow Six. Esattamente, sarà sempre l'ultimo mercoledì del mese e stop. Io tra l'altro ho deciso che giocherò solo ed esclusivamente con la recluta. Non ho intenzione Confermo. non ho intenzione di prendere personaggi, altri specialisti, e voglio giocare solo ed esclusivamente con la recluta. Mi senti? Esatto. No, potremmo, se abbiamo così tanto successo, potremmo pensare di farlo ogni 3 settimane invece che solo l'ultimo mercoledì del mese. Ti sento ogni tanto con un ritardo enorme ogni tanto, non so per quale motivo, ma ogni tanto ti sento con un ritardo enorme. Vabbè, dai, tanto it's over, sono le 10:56.
Va bene signori, allora l'appuntamento è oggi alle 14, forse qualche minutino prima con il Tectonic, ci sarà Pierpaolo, io sarò sicuramente in regia, non so se sarò con lui a video, ma sicuramente sarò in regia e Pierpaolo ha portato il sole, quindi più di così che cosa possiamo chiedere dalla vita? Si muore. Va bene signori, grazie mille per essere stati con noi, grazie Mi agli spiace solo abbonamenti, per grazie ai Davide, non ho follow. fatto in Che tempo cazzo succede a qui? finire. Cosa? Ok, no, mi sta suonando mi è Che è partita la successo? sveglia. Mi è partita la sveglia dell'orologio, non so perché. E quindi vuol dire basta, è partita la sveglia e è finito tutto. Baci. Ci rivediamo poi oggi alle 2. Ciao! Ciao a tutti qua.